Il 24 di marzo, per 4 domeniche, potrete vedere su Rai 3. È un format televisivo assolutamente originale, soprattutto perché il protagonista è qualcuno di assolutamente originale. E questa sera noi parleremo di 3 inimitabili, 3 uomini che sono rimasti nella storia della cultura non solo italiana, perché hanno segnato la cultura europea. Quindi ci sarà modo di parlarne, di discutere, di conoscerli, anche nei loro lati più, a volte dolorosi, più intimi, ma anche nei loro momenti di gloria. Noi, il protagonista, colui che ha ideato tutto questo, oltre che essere presidente e direttore di Cultura e Identità. Parlo di Edoardo Silos Labini. Buonasera a tutti. Il poeta rimarrà ferito e 31 legionari d'annunziani moriranno. Quindi è la sconfitta politica di D'Annunzio. E cosa fa dopo il fallimento dell'impresa di Fiume? Deluso ormai dalla politica, deluso dal governo italiano, si trasferisce sul lago di Garda, a Garda, un giovane patriota di circa 19 anni che si chiama Goffredo Mameli. Goffredo Mameli, già. Le 5 giornate di Milano, poi abbiamo visto, si farà l'Italia madre, si farà più diversa da se stessa che si possa immaginare, i frutti sono maturi, ma si farà un'Italia zoppa, storta, unita con la colla. Attore, giornalista e regista Edoardo Silos Labini ha presentato qui all'Auditorio di Linemera la sua intervista spettacolo Uomini Inimitabili. Ecco Edoardo, come si svilupperà questo progetto prossimamente? Porteremo in tutta Italia il racconto di questi 3 uomini, appunto, come dice il titolo, inimitabili. Mazzini, D'Annunzio e Marinetti sono 3 simboli identitari della nostra cultura, della nostra identità italiana. E appunto stasera c'è stata una sorta di anteprima, perché questo è un progetto che è partito dal palcoscenico, perché io in questi anni ho interpretato questi 3 personaggi nei tutti i teatri italiani. Adesso diventa un programma che va in onda su Rai 3 a fine marzo, si chiamerà Inimitabili, e poi tornerà ancora sul palco perché da settembre sarò in tournée in tutta Italia, e quindi stasera avete assaggiato un aperitivo futurista. Caspita, che onore. Bene, grazie infinite, quindi lo seguiremo tutti su Rai 3. Grazie. A presto.